città di 60.000 abitanti con intorno a 25 milioni di persone che premono. Questa città è sia Venezia, con la metropoli turistica che ha 25 milioni di turisti annui che la attraversano, ed è sia Darshlar con i 25 milioni di abitanti di Pechino che hanno vissuto e che ricercano quel grado di autenticità della città che esiste ancora in questi luoghi. Così come gran parte della città di Pechino è stata di fatto cancellata dai nuovi interventi, gli Yutong e i luoghi come Darshlar resistono. 那么大栅栏地区呢，是北京市一个著名的历史文化街区。那么它有600多年的历史。那么它的这个城区的城市肌理和这个建筑风貌，那么反映了北京市860年的一个都城变迁历史。 Across Chinese Cities è un evento collaterale della Biennale promosso dalla Beijing Design Week. La Beijing Design Week è un grande evento che si occupa di design in senso lato che si svolge a Pechino. Across Chinese Cities Beijing è un approfondimento sullo sviluppo urbanistico della città di Pechino che però prende come case study il quartiere storico di Darshlar, il distretto più vecchio della città, che quindi viene presentato all'interno di questa mostra in una sorta di dialogo con le macro trasformazioni della città intera. Abbiamo immaginato un'installazione centrale, Across City Section, che sviluppa il rapporto tra questo quartiere di Darshlar e le trasformazioni del resto della città. Le sezioni hanno una dimensione spaziale ma anche una dimensione temporale, quindi in qualche modo cercano di mettere insieme, di unire due dimensioni che difficilmente vengono raccontate in maniera sincrona all'interno di un unico spazio. Sono attraversabili e il percorso conduce il visitatore attraverso 4 soglie temporali, che sono le 4 soglie temporali che abbiamo utilizzato per guardare alle trasformazioni di Pechino. Percorrendo queste sezioni poi veniamo invece immersi nei lati della mostra che raccolgono le decine di progetti sviluppati da Beijing Design Week in questi anni nel quartiere di Darshlar. Progetti che sono stati sviluppati da architetti, designer, artisti, creativi di tutto il mondo, cinesi e non, per la rivitalizzazione di questa zona, non soltanto in senso urbanistico ed architettonico, ma anche diciamo sociale e culturale. 经过这周来组织中国城市设计和建筑设计能够来到那个威尼斯双年展，这是能够把中国设计这样一个集体的声音能够带到这样一个舞台上。 L'aspetto cardine è quello di individuare il progetto di Darshlar come una potenzialità dal punto di vista dell'esperienza di collaborazione e di definizione delle scale degli interventi, che sono tutte di piccole dimensioni, e dall'altra parte invece inserirle all'interno di un racconto invece di una dinamica di trasformazione di una città di 25 milioni di abitanti come Pechino, partendo dall'anno di fondazione di Darshlar fino ad arrivare ai giorni nostri. 保护传承的方式跟本届第14届威尼斯建筑艺术双年展的主题是吻合的。